Così è Patrizio News. Hai detto tutto. Ho capito, ma devi farla da svelta. Vabbè, su Patrizio News. Va bene, ripeto lei adesso. Adesso è valido, TG del turismo. TG del turismo. Allora, per l'overtourism sei incazzato anche Babbo Natale. No, dai. Notizia dalla Lapponia. Dalla Lapponia Allora, sei vestito sì. così? Sì, vabbè, perché io non sono in Lapponia, ecco. Sì, però. Vabbè, allora. A me viene freddo solo a pensarci. Ci sono andata in Lapponia. Sì. È il paese dei Sami, non è la Lapponia. Se li chiami Lapponi si incavolano da morire perché è un'offesa. Comunque si sono comunque arrabbiati Sami. perché c'è troppa gente che ci va. Sì. C'è andata anche la Meloni ultimamente. Sono proprio tutti. Vabbè, allora. insomma, record di visitatori, Anche lì. problemi simili a quelli di tutte le altre mete turistiche. Anche lì non ci trova più una casa. È come a Barcellona, a Venezia, a Firenze, gli affitti alle stelle, eccetera. Ma dove eccetera. andate tutti? Vabbè, comunque. Cioè nessuno vuole stare a casa. Ma mi sembra giusto, dai. Noi abbiamo detto per anni viaggiate. E adesso No, ma è giusto, dai, cioè è giusto. Ma giusto. Però magari insomma, dividetevi. Con un po' più di testa, vabbè. Vai avanti. Novità dalla Reggia di Caserta. Ecco. Andate alla Reggia di Caserta che è più vicina, proiettata nel futuro con il progetto Reggia in digitale. Il museo ha modernizzato il suo servizio digitale e introdotto tante innovazioni, insomma, a partire dal nuovo sito web, come potete immaginare, che rende disponibili date e informazioni e poi tutti i visitatori possono esplorare il patrimonio della Reggia da remoto. E poi c'è il centro documentazioni Vanvitelli, il grande architetto, e che è un centro di documentazione digitale, anche quello lo potete visitare, insomma. E poi ci sono i videogiochi che porta i giocatori nella vita della corte borbonica, e poi insomma un'esperienza di realtà virtuale, insomma cosa volete più di così? Andate a visitare la Reggia oppure vi immergete in tutte queste esperienze virtuali e digitali. Non sapete dove andare nel 2025? C'è una meta che si sta organizzando veramente a 365 gradi. Cioè, cos'è? Lucca 365, una meta per ogni stagione. È vero. In effetti a Lucca ci sono un sacco di manifestazioni. Sì, manifestazioni. È la destinazione turistica di manifestazione, vabbè, ma non sbaglio solo io, No, non vabbè. sbaglio solo, anche ogni tu, tanto manifestazioni. anch'io. Va bene. Allora, a Lucca c'è un sacco di roba durante tutto l'anno. Sì. Per esempio il Lucca Comics in novembre, quello è notissimo, ma c'è anche il Lucca Summer Festival in estate, concerti, certo, eccetera eccetera. Allora, poi c'è, questo è interessante, Lucca insomma, in pratica un festival internazionale dedicato all'olio extravergine d'oliva. Vabbè, certo. E adesso nel weekend del 1 e 2 febbraio si chiama Lucca Olive Oil U. Vabbè, Che bello. avete capito. Poi c'è una mostra dedicata a Giacomo Puccini Manifesto per il centenario della morte, nell'ex cavallerizza fino al 2 marzo. Poi ci sarà Lucca Gustosa 15-16 marzo, e poi ci sarà Lucca Fashion Weekend in giugno. Insomma, Lucca, a Lucca non manca niente, e se non sapete dove andare andate a Lucca. Anche perché c'è questo bellissimo, c'è tutta il castello, poi tutte le mura, è una cosa meravigliosa. Pieno di iniziative. A Rovigo, se non sapete dove andare, andate a Rovigo, una mostra dedicata a Cristina Roccati. Allora, era una pioniera della scienza, lei ha voluto studiare, stiamo parlando del 1700, lei ha voluto studiare fisica, è una delle prime, anzi forse la prima a essere, a volere studiare fisica, e questa mostra è fino al 21 aprile del 25 a Palazzo Roncale. Ecco, questa
Cristina Roccati è una donna appunto nella scienza che ebbe questa voglia e quindi lancia quella che è poi le donne nella scienza, e quindi un discorso molto attuale e molto importante. Pensate che per dare l'idea di che cosa è questa Cristina Roccati, è che praticamente un telescopio è stato dedicato a lei e porterà il suo nome nel progetto spaziale Plato dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi non è una robetta così locale, certo, ma di Rovigo. Questa qui da Rovigo ha voluto studiare fisica nel 1700, dai. È bellissima. È importante Vabbè, raccontare. allora è un'altra destinazione, se non volete andare a Rovigo magari volete andare a Londra, metti, no? Vabbè, Ecco, a Londra ci sono Rovigo, Londra, insomma, più o un meno. sacco di cose da vedere, qua Sì. c'è un elenco incredibile nel 2025. Allora, per esempio, Sì. c'è dal 10 al 14 giugno Taste of London, un festival che celebra il cibo, Anche lì. non il cibo inglese, Il cibo cibo inglese. di tutto il mondo. Ah, ecco, sarà meglio. Esatto. Poi c'è il Chelsea Flower Show, 20-24 maggio, La Chelsea. con i giardini più belli. E poi fino al 31 maggio la National Gallery ospita una mostra su Canaletto and the Art of Venice. Poi fino al 10 maggio il Victoria and Albert Museum presenta la mostra, questa è bellissima, Fashioning Masculinities, the Art of the Man Wear, cioè in pratica sulla storia della moda maschile. Questa è bella. È una... Non ce l'hai l'orecchino tu? No, non ce l'ho perché mi fa impressione mettere il buco. Spero. Allora, poi al La Museo moda Tate del- Modern Sì. una mostra dedicata a Diana Arbus, In the Beginning, è la famosa fotografa. E poi l'ultima cosa particolare è questa. Allora, il Queen's Birthday Parade. Il 14 giugno a Buckingham Palace c'è una parata regale che celebra il compleanno della regina. Ah, della regina chi? La regina che non c'è più. Che non c'è più. No, il compleanno. Il Vabbè. compleanno della regina. Hanno Sì, tenuto sì. il compleanno della regina. Però dovrebbero farlo per il principe Ci Carlo. sarà Carlo, ci sarà Ma gli Carlo. tocca a lui il suo compleanno, non della mamma, tutta mamma. Allora. Veramente è una questione. Ma insomma è un Sì. appello agli psichiatri inglesi perché aiutino Carlo a guarire da A questo riprendersi. complesso edipico. Vabbè. Esatto. Vai avanti, vai Vado avanti, vai avanti avanti. io? Sì. Ma io ho un dubbio, noi stiamo promuovendo il turismo, cioè andate a Londra, fate tutte queste cose, Sì. o stiamo dicendo state a casa? Non lo so. Non lo so neanche io. Va bene, va. In realtà ci sono tanti motivi per viaggiare e tanti per stare a casa. Esatto, vi avvertiamo delle cose che ci sono. Fra le cose che ci sono c'è una Sì. cosa molto carina. La ferrovia Cina-Laos sta diventando il paradiso dei pensionati per caso in generale, no? Dai. Cinesi, non cinesi, di tutti, no? I pensionati per caso, perché questo passaggio fra la ferrovia, cioè che attraversa la ferrovia, che attraversa il confine fra la Cina e il Laos, sembra appunto un luogo veramente bello, tranquillo, carino, dove c'è un clima mite, una cultura affascinante e la facilità di attraversare appunto un confine come quello fra la Cina e il Laos. Insomma, il 60% dei viaggiatori sono oltre i 60. Ma- Che a me sta cosa qua dei pensionati per caso oltre i 60, che te sei anziano a 60, a me sembra anche assurdo. No, perché ma io dico, 60? "Oh, sì, ma Hai son appena fatto lo piccoli." sviluppo, ma vabbè. dai. Hai appena, poi non te la danno neanche la pensione 60, scusa che No, te la danno. esatto, che quello allora, discrimine. cioè, allora, scusa che pensionati per caso siete. Vabbè, Comunque, vabbè, in ogni caso, però ci possono andare tutti, anche i giovani, anche quelli Sì. di 5 anni. E perché? Perché i Perché? pensionati per caso stanno riscrivendo, diciamo, le regole del turismo. Lo sto leggendo perché con una crescente preferenza per le destinazioni che offrono, ascoltate, tranquillità, bellezze naturali e un'accoglienza calorosa. Ecco, Questo è il turismo. la nuova filosofia. Vabbè, un'ultima notizia velocissima a proposito di luoghi tranquilli. Allora, io sono soprannominato Zio Ansia. Sì. Per me viaggiare è sempre un po', diciamo così, un momento difficile. Per fortuna che sei un turista per caso. allora, vabbè, vabbè. infatti è una vita terribile. A proposito, un'assicurazione in viaggio fa sempre comodo.
Ecco, se andate sul sito Italia Slow Tour trovate un'assicurazione Columbus con lo sconto. Allora, Radical Storage In contraddizione con te sì, stesso. ha analizzato 97.000 recensioni turistiche Sì. e ha stabilito quali sono le destinazioni più ansiogene. Ah sì? Sì, dove uno Ti viene un po' male. Sì, E che sono interessanti. Shanghai, Londra, Kyoto, Osaka e Tokyo. Guarda caso c'è molto Giappone perché le comunicazioni, perché devi andare velocemente, perché c'è pieno di gente, eccetera, eccetera. Invece, se ti Beh, vuoi- perché non capisci niente perché ci sono le scritte vabbè. in giapponese, cioè. Anche in inglese io non Anche capisco. Comunque, invece, se vuoi stare più tranquillo, Sì. puoi andare a Tallinn, per esempio. Oh, Tallinn, o sì. Vilnius, sì, Sì, perché, sì, beh, Tallinn. sono più tranquille, più serene. Vabbè, Sì, sì, dai sì. che abbiamo finito. Ci sono perché il andata a tempo- Tallinn, dai, Sì. l'Estonia, carino. Tutto lei, non puoi Tranquilli, cucinare un po', tranquilli, perché- simpatici, tutta una roba medievale, no? Carina. Vabbè. Dai, alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, sì. Ferma! Notizia dell'ultimissima ora. Lo speciale Ritorno in Polinesia di Siusi va in onda domenica 26 gennaio 16:30 sulla 7 e la seconda parte domenica 2 febbraio. 26 gennaio, ma è dopodomani.